Tennis Veneto non sta a guardare. Lo ha dimostrato in questi 2 anni di attività, proponendosi come vetrina di lancio per talenti sia nei tornei internazionali maschili e femminili che in quelli giovanili e età, ma anche nelle manifestazioni regionali dove atleti osservati dalla federazione hanno confermato che il movimento di base nel Veneto c'è. Non solo, tutta l'attività è in fermento, lo dicono i numeri in continuo aumento in questi ultimi 10 anni. Nel 2001 i tesserati erano 10.300 e lo scorso anno 25.300. Di questi 6.400 sono i tesserati agonisti, nel 2001 erano 4.100, per una partecipazione ai tornei che in questi ultimi 10 anni è passata dagli 11.100 ai 28.300. Gli appuntamenti collegiali regionali e le Final Four a squadre con i migliori under della regione in questi 2 ultimi anni sono stati ospitati dall'Oasi 2000 Padova e dal Green Garden Mestre. Lo scorso anno l'appuntamento ha avuto una valenza particolare ed è stato dedicato a Giorgio Bertagna, vicepresidente del Comitato regionale Veneto prematuramente scomparso. Nel nuovo centro tecnico del tennis comunale Vicenza, lo scorso anno si è disputata la seconda fase della Coppa d'Inverno, evento sportivo per rappresentative regionali riservate ai nati negli anni 97 e 98. Parlando di squadre non possiamo non ricordare che il movimento veneto ha le sue stelle regine, la società Tennis Bassano nel maschile e il Tennis Club Mestre nel femminile. La ST Bassano, dopo essere stata vicecampione d'Italia in A1 maschile nel 2009, negli ultimi 2 anni ha raggiunto le semifinali nazionali, completando un percorso virtuoso che parte dal lontano 1990. Per il TC Mestre, arrivato quinto nella scorsa edizione, quest'anno si tratta della terza partecipazione nella massima divisione. Creato nel 1990, il Tennis Europe Junior Tour è sempre stata l'occasione per lanciare i nuovi talenti sulla scena del mondo tennistico. Sono 3 anni che una tappa del circuito Under 12 approda a Padova al centro sportivo Plebiscito. Passerella di giovani talenti anche lo Sporting Club Mestre, che ha organizzato 2 edizioni della Tennis Europe Under 16. È stato ancora una volta il Green Garden Sporting Club ad ospitare uno dei 4 raggruppamenti disputatisi in tutta Europa in contemporanea della Coppa Valerio Galea, prestigiosa manifestazione europea Under 18 di tennis maschile.
Negli ultimi 2 anni eventi internazionali maschili e femminili sono stati ospitati dal Tennis Club Este, dalla Canottieri Padova, dal Tennis Club Mestre, dal Centro Sportivo Plebiscito, dal Green Garden e dal Tennis Palladio. Sesta edizione per il torneo internazionale maschile ITF da $15.000 al Tennis Club Este e per quello organizzato dall'Associazione Sportiva 98 al Tennis Palladio in Contrada della Piarda. Prima edizione invece per l'ITF maschile che ha trovato ospitalità al Plebiscito Padova. A Mestre invece hanno trovato spazio al Green Garden un torneo da $10.000 maschile e al Tennis Club Mestre la nona edizione di un torneo femminile da $50.000. Una menzione particolare per la Canottieri Padova che ha riproposto il doppio appuntamento con il tennis internazionale organizzando nella stessa settimana un $25.000 femminile e un $15.000 maschile. La società infatti è riuscita a tornare in breve tempo alla piena efficienza, dopo essere stata devastata dalla piena del Bacchiglione nella notte del 2 novembre 2010. Allora il fiume superò l'argine esondando e coprendo gli impianti sotto 3 metri d'acqua. Per la stagione in corso confermati 4 tornei maschili future da $15.000 al Plebiscito, al Tennis Palladio, alla Canottieri e al TC Este. Nel panorama femminile in programma il $25.000 alla Canottieri e $50.000 al TC Mestre. Per gli under, al Plebiscito Tennis Europe Under 12, maschile e femminile, lo Sporting Mestre Tennis Europe per Under 16. E per il tennis a squadre, la Valerio De Galea Cup al TC Venezia completa la rassegna degli eventi internazionali che promettono un altro anno di grande tennis.